A Venezia entra nel vivo la festa del Redentore, prima grande festa cittadina post-pandemia. Il sindaco Brugnaro e il patriarca Moraglia venerdì sera hanno aperto per primi il ponte votivo di Barche, che dalla Riva delle Zattere conduce alla Basilica Palladiana. Questo Redentore, celebrato in un anno così difficile come è il 2020, assume per ciascuno di noi un valore ancora più intimo, più spirituale, più romantico. Il pensiero del sindaco è andato per primo alle tragedie degli ultimi mesi, dall'acqua alta di novembre alla pandemia. Nei giorni scorsi mi sono trovato a prendere una delle decisioni più difficili da quando sono sindaco: annullare lo spettacolo pirotecnico del Redentore, quello che ritengo essere uno dei momenti più emozionanti e celebrativi della grandezza di Venezia. Mi è costato notti insonni. Significative le parole pronunciate dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia dalla scalinata della Basilica. La città è il prodotto delle relazioni fra le persone. La nostra città certo appartiene, dicevo, ai veneziani, ma per la sua unicità è vista come città universale. Domani, a partire dalle ore 19, Antenna 3 trasmetterà in diretta il pontificale del Patriarca, con la celebrazione della Santa Messa e poi la benedizione con il Santissimo alla città. C'è un patrimonio storico, artistico, culturale, che è ugualmente minacciato ed è parte dell'identità comune di un luogo ed è base per costruire una città abitabile. Non si tratta di distruggere e di creare nuove città ipoteticamente più ecologiche, ma si tratta invece di essere capaci di portare avanti la nostra storia